Odio l'estate, così noiosa e insulsa. Mai niente di nuovo. Tranquillo, non agitarti, non hai sentito la novità su Radio Press? No, che c'è di nuovo? Il programma più fresco dell'estate 2008. Feste portoghesi a Villa Novatulo. Sì, ora ricordo. Quando va in onda, Valentino? Il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Dal 12 luglio al 16 agosto. I portoghesi esclusi ci racconteranno tutte le feste, i giochi e le sagre che si svolgeranno nel loro ridente paesello. Feste portoghesi a Villa Novatulo, non mancate. Secondo me questi portoghesi stanno esagerando. Mais pourquoi? Sto iniziando a sentirli un po' troppo alla radio. Frigadini, noi stiamo qui in spiaggia. Loro lasciali preparare il programma negli studi senza climatizzatore. Già, hai ragione. Poi se mi stufo, cambio stazione. Pronto? Oh, Daniele? Sì? Oh, Elio, senti, Oh, sono ciao. sulla strada, sono sotto la radio. Dimmi. Ascolta, ho qualche giorno di vacanza, volevo venire a vedere queste feste. Da voi. Quali feste, Elio? Le feste portoghesi. No. C'ho un paio di giorni, capito? Questa cosa, devo sapere com'è l'accoglienza, come si mangia, dove posso stare. No, scusami Elio, le feste, forse non c'è stato un malinteso, sono finte, non Sono sono... finte. Sì, sono delle feste, cioè sono frutto della fantasia. No dai, guarda, ascolta, ho poco tempo, dai, piuttosto, ci sono anche spazi per bambini, cose così, ci avete iniziative per bambini perché... No, Elio, scusa, mi dispiace dirtelo così in modo crudo, ma è finto, sono cose che non esistono, sono inventate, capito? Non ci sono feste. Scusa, mi hai buggerato? Ma no, non è che ti ho buggerato, sei tu che hai capito male, Elio. No, scusate, state coglionando la gente. Ma no, Elio, non essere così. Cioè... Scusa, ma perché l'hai fatto? Ma no, non siamo... L'abbiamo detto fin dall'inizio, è finto, sono delle cose finte, siete voi che avete capito male, Elio. No, scusate, cioè, ci provi una soddisfazione... No, ma... Io... Non lo so. Scusa, Elio, non... Cioè, Io ho anche un'occasione per vedervi, Ma non non so, era... possiamo vederci a cena? Sì, Almeno? sì, vabbè, a cena sì, però considera che non ce ne sono feste, capito? Ma veniva mio parente da Milano anche. Ma Voleva no, vedere ma- le feste portoghesi. Io ho un portoghese vero da portare anche. Vabbè, Vabbè. dai, Elio, facciamo una cosa, una festiciola la organizziamo, ora Ma che lo mi dici puoi- così. Porto anche il portoghese, Joao? Sì, va Va bene. bene. E allora, mi dispiace però, mi hai coglionato. Va bene. Ti richiamo io, dai, va bene, dai. Dottore, ciao. Ciao, Elio, ciao. Va ora in onda Feste portoghesi a Villa Novatulo. Numero 3, Tore. E siamo a metà strada. Grazie, Metà grazie. strada, 3 su 6, Daniele. Tanta gente che ci ascolta, Sì. vi parliamo da Villa Novatulo e nello specifico siamo all'incrocio tra via Gramsci e via Aie. Sì, non c'è nulla qui. No, non so perché. Stiamo camminando piano piano Come e ci sentite- stiamo recando davanti al pubblico. Sì, c'è tanta gente qui ad aspettare. Grazie, salve. Io mi emoziono sempre un po'. Tante feste e tanti eventi, Daniele, ho saputo che i paesi del circondario stanno cercando di copiarci alcune festicciole. Mischinetti, cioè Sì. cosa vogliono Sadali. fare? Paesi come Sadali, Nurri. Orroli. Cioè le grandi manifestazioni Isili. sono qui a Villa Novatulo. Beh, certo. Sono finte, però ci sono. Sono inventate, però ci sono. Partiamo subito. State ascoltando Feste portoghesi a Villa Novatulo. Daniele, Portoghesi il pubblico esclusi. freme. Sì, Radio Press, partiamo subito, via, migliaia di turisti. Ehi tu, fai spazio! Arrivano i portoghesi esclusi! Guarda, arrivano saltellando! E possiamo dare il via alle feste portoghesi anche questa settimana, Tore. Ci Grande troviamo partenza. qui in via Roma, la passeggiata, grande passeggiata, tante bancarelle. Sì, ma sì, alle nostre spalle c'è proprio la bancarella del torronaio di Tonara, è coloratissima e luminosa. Tore, scusami un attimo, hai mai notato che il nome Tonara ricorda vagamente per assonanza quello di Torrone? Sei molto stanco, Daniele, hai bisogno di sdraiarti. E a questo proposito stiamo per presentare ai nostri ascoltatori un gioco interessante. Spiazza il torronaio.
Molto bene, lo scopo del gioco lo avrete capito, dovete mettere in difficoltà il venditore di torrone. Il gioco è semplice, primo livello. Vi recherete dal torronaio e chiederete €1 de Nugedda, Il torronaio quindi si appresterà a riempire il vecchio contenitore di manzotin, che in questo caso assume la funzione di misurino. dicevo, lo riempirà di nocciole e le verserà nella bustina. Al momento della consegna voi gli direte che per Nugedda intendevate le noccioline americane. Nel caso in cui invece alla stessa domanda il torronaio vi consegnerà delle noccioline americane, voi gli direte che volevate le nocciole. Secondo livello. In questo caso ordinerete della liquidizia. Quando il torronaio si appresterà col suo cucchiaio da brodo a riempire una bustina bianca di simpatiche liquirizia a spirale, al momento in cui vi porgerà la bustina, voi gli direte che volevate dei bastoncini di liquirizia. E viceversa. Vince chi riesce per primo a far andare il torronaio su tutte le furie. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, il cantante Pando ha deciso di giocare. Si avvicina alla bancarella, sentiamo. Buonasera, vogliamo €1 del Ha indubbiamente vinto. Che record! Ed eccoci qua, un'estate torrida quanto ricca di eventi qui a Villanova Tulo. Ah, che caldo, andiamo avanti, ricordiamo agli ascoltatori che stiamo seguendo e raccontando loro gli eventi della grande estate villanovatulese. Mi permetto anche di ricordare che sono eventi finti, falsi, inventati, frutto della fantasia È di giusto persone. dirlo, sì, insomma. siamo qui sul palco preparato dagli organizzatori in piazza Benvenuto Lobina e siamo nel cuore di Villanova-Tulo, Sabrazitta. Dici bene Daniele, i turisti si sono già accomodati di fronte a noi perché sta per cominciare un evento gastronomico molto interessante. Allora, si tratta della sagra del mercurio, Accidenti. questo prodotto tipico della zona, spesso a torto è considerato tossico, dannoso, ma qui utilizzato per preparare degli ottimi manicaretti, oppure per gustarlo così, al naturale. Complimenti Daniele, ti faccio i complimenti per il termine manicaretti. Ah, grazie. E mi scanso perché stanno salendo sul palco Ecco. i produttori di mercurio. Prego, Ecco, propongo prego. un applauso al pubblico. Grazie. Prego, accomodatevi pure. Avvisiamo i presenti che tra poco avrà inizio la degustazione. Potrete notare che alla tavolata, qui sulla nostra destra, gli amici organizzatori stanno preparando il piatto del giorno, Dici bene, qui con noi c'è anche la signora Gina Giugno. Buongiorno. Buongiorno Uno dei a maggiori tutti. produttori di mercurio a Villanova Tulo, Daniele, ricordati. Buongiorno, signora. Chiediamo alla signora Giugno cosa bolle in pentola oggi. Qual è la... Beh, offriremo ai turisti e ai convenuti una degustazione di mercurio al naturale. Le bellissime ragazze in costume sardo ora distribuiranno un generoso piatto con una fetta di pane fatto in casa, un po' di mercurio e un bicchiere di vino locale. Abbiamo già l'acquolina. Ma parliamo un po' di questo prodotto, il mercurio. Com'è andata l'annata quest'anno? Ma non ci possiamo lamentare. La primavera e le forti piogge hanno permesso alle nostre piantagioni di mercurio di essere più rigogliose, più del solito. Ed è difficile coltivarlo. Occorre tanta pazienza e tanta devozione, questo sì, anche l'esperienza è fondamentale. Chiedo scusa perché vedo che intanto le donne in costume tradizionale, bellissimo tutto ciò, offrono ai convenuti il piatto del giorno. Sento un profumino, Tore. Ecco, Daniele, mi avvicino tra il pubblico e chiedo a questa bellissima signora cosa ne pensa di questa degustazione. Sì. Guardi, io quando assaggio il mercurio non capisco più niente. E lo credo bene. Ma abbiamo qui un altro produttore, lei signor? Milliams, Thomas Milliams. Signor Milian, il mercurio può essere utilizzato solo in cucina o ha altre applicazioni? Beh, molti non lo sanno, ma il mercurio è utilizzato anche in medicina. Certo. E insieme ad altri elementi lo si utilizza per otturazioni dentarie. Ah, pensate un po', chi l'avrebbe mai detto? E inoltre, non ci crederete, avete presente nei termometri quel liquido argentato che sale e scende a seconda della temperatura? Certo. Beh, si tratta proprio di mercurio. Accidenti, lo usano nei termometri. Tore. Cioè uno si misura Incredibile. la febbre. Se solo lo avessi saputo prima, chissà quanti termometri mi sarei mangiato. Ma come i fratelli Marx. Allora, dopo questo elogio della gastronomia tipica, concretizziamo, cosa ne Ecco, dico? Daniele, assaggia questa fetta di pane condita col mercurio. Assaggia. Assaggia subito, con piacere. Ma devo dire che è sensazionale, veramente ottima, complimenti! Il pubblico applaude, ha ragione. Allora ringraziamo i produttori e gli amici che continuano a sfamare copiosamente il pubblico e i turisti. Io direi di andare avanti con queste feste portoghesi, ci spostiamo Io un assaggio attimo in linea una alla bruschetta regia. al mercurio. Complimenti. Tore, sei ancora mummungiato, questo mercurio è veramente ottimo. Con i Vrenu, Daniele, Non mi è bello, spiace. non è bello parlare alla radio con la bocca piena, non è bello parlare alla radio in ogni caso, specie se abbiamo queste voci. Se abbiamo queste cose da dire soprattutto. È il momento di presentare
un nuovo agriturismo. Noi ogni settimana mandiamo degli spot che presentano ai nostri ascoltatori gli agriturismi. Io per dargli- li ho provati tutti, Daniele, non Sì? saprei cosa consigliare. Sono uno più bello sì, dell'altro. Sì, ognuno ha le sue particolarità, linea alla regia. Sì, sentiamo. Vuoi trascorrere una settimana di vacanza immerso nella natura e nelle tradizioni della Sardegna? Se la tua risposta è sì, allora Agriturismo Rocca di Sardegna. Chiamaci, ti aspettiamo. Ti alzerai alle 5:30 con il pastore e porterai il gregge al pascolo come un vero allevatore. Alle 7 su un ruzzu con pane, formaggio e un bicchiere di vino. Subito dopo nell'ordine, pulire i maiali, nutrire le vacche, spazzare il finire e poi su al pascolo, richiamare le pecore, mungere il primo gruppo di pecore e vacche, pulire la stalla, nutrire i cavalli. Oh, ma che succede? La cavalla sta per partorire. Chiama il veterinario. Il veterinario è a piedi? Vai in paese a prenderlo, fai il formaggio, pulisci la vasca a frigo. Ops, non c'è acqua. L'autoclave non pompa acqua dal pozzo. Mannaggia, aggiusta l'autoclave. Il veterinario ha fatto. Riportalo in paese. Mungi il secondo gruppo di pecore. Ops, che succede? 120, 121, mancano 5 pecore. Prendi il fuoristrada e torna al pascolo a cercarle. A tarda notte le trovi e le riporti alla stalla. Dannazione, avevi lasciato il portone aperto. Le pecore ti hanno mangiato tutte le rose e le margheritine. Arriva tua moglie, vede i fiori e piange. Che ore sono? Mezzanotte. La vacca sta figliando e domani devi portare il latte in cooperativa alle 5. Ehi, ma dove vai? Avevi detto che volevi passare una settimana di vacanza tra le tradizioni della Sardegna. Torna qui. Musica, feste, suoni e colori. Sì, tanta cultura, arte, giochi. Certo, dottore, siamo ancora qui su Radio Press, in collegamento da Villanova Tulo, feste portoghesi, per parlare un po' della grande fiera delle invenzioni tecnologiche. Eccoci qui tra i vari stand, tra gli alberi secolari della foresta di Pantaleo, una foresta che se fosse sul pianeta Marte ne cambierebbe radicalmente l'ecosistema. Numerosissime scoperte sono esposte qui in questo grande expo, oserei dire. Sì, come si dice oggi. Esatto. Oltre 1000 scienziati di sesso maschile e non sono qui ad esporre le loro invenzioni, uno dei quali è qui in nostra compagnia. Amici all'ascolto, siamo qui dallo stand numero 14. Presentiamo l'inventore Andrea Ciriellovic. Il cognome fa sicuramente capire le sue origini dell'Europa dell'Est, anche se lui non è affatto dell'Est Europa, è qui di Escalaplano. Non so perché si chiami così, ma... Non ne ho la più pallida idea. Chiediamolo a lui, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei puntualizzare che non sono un inventore. Più che altro mi occupo di scoperte scientifiche. Lo sappiamo bene e andiamo subito al sodo. Qual è la sua scoperta, Ciriellovic? È sicuramente una scoperta rivoluzionaria, eccola qui. Insomma, questo è un ventilatore. Ebbene sì. Capisco, il caldo ci affligge qui durante queste giornate festose a Villanova Tulo, però il ventilatore, se mi permette, l'hanno già inventato. No, aspetti, la mia scoperta non è il ventilatore. E allora? Io ho scoperto che parlando con la bocca a pochi millimetri dall'elica di un ventilatore a massima velocità, la voce dell'essere umano viene trasformata in tempo reale in quella di un robottino di Star Wars. È stupefacente. Beh sì, modestamente, ma se volete provare. Allora, signor Ciriellovic, noi possiamo avvicinarci? Sì, prego. Accendiamo il ventilatore. Microfono, il Sì, microfono è tecnico, ecco, è partito. Provate. Ma è fantastico, ma è stupefacente. Sento la mia voce robotica. Prova che tu, prova. È robotica e soprattutto in tempo reale. Sembra di essere in una grande galleria del vento. È un effetto speciale proprio. Mi sento come Terminator. Signor Ciriellovic, complimenti. Grazie, Veramente grazie. possiamo anche spegnere perché... Incredibile, non credo alle mie orecchie in questo caso. Molti penseranno che questo è un effetto che abbiamo creato al computer, ma guarda, invitiamo anche i nostri amici a provare a casa, perché... Precisiamo che comunque l'effetto lo sente solo colui che si trova molto vicino all'apparecchio. Chi sta lontano non sente l'effetto robottino. Questo Daniele è molto bello, anche se non ne capisco l'utilità. Già il fatto di averci stupefatto è una possibile utilità della scoperta, attore. Potete far divertire anche i vostri nipotini con questa voce strana. Oppure doppiare i film fantascientifici a basso costo. Vedi, questa è una buona idea. Comunque ci spostiamo, abbandoniamo il signor Ciriellovic. Sì, grazie a mille, voi. davvero ci ha stupefatto. Grazie proprio. a voi. Guarda Daniele, dobbiamo andare in quello stand. Andiamo, ci spostiamo subito, a tra poco, linea alla regia. Bentornati, feste portoghesi da parte di Tore Lubina e da... Daniele De Puro. Come De Puro? De Muro, non De Puro. Sì, lo so, ma quando lo scrivo Word me lo corregge sempre. In mi che scrive- senso? Per esempio, l'altro giorno ero in ufficio e mi apprestavo a battere a macchina da
Daniele De Muro. Benissimo, l'ho scritto perfetto. Daniele Cosa? No, perché no? Capisco, Daniele, non potevi spiegarti meglio. Ma torniamo ai Giochi senza frontiere sardi dell'uomo imbranato invitato a cena. È un che titolo, titolone. sì, un po' strano. In cosa consiste, Tore? Semplicissimo, allora i concorrenti si faranno invitare a cena da un gruppo di pastori tradizionalisti estremi locali e una volta accomodati. Una volta accomodati dovranno superare delle prove, per esempio... 1. Tagliare il pane e poi posarlo capovolto sul tavolo. 2. Versare del vino con la mano sinistra e soprattutto con il palmo tassativamente rivolto verso l'alto. 3. Porgere il coltello al vicino impugnandolo per il manico e rivolgendo la punta acuminata verso il di lui esterno. E 4. Nel bel mezzo del banchetto cantare a tavola un motivetto veloce. 5. Quando viene passato il vassoio con la carne di maiale rovistarla tutta per circa 10 minuti finché non troveranno le costolette. Lo scopo del gioco è arrivare al dolce senza subire le percosse dei pastori tradizionalisti estremi locali. Ecco, l'arbitro sta per dare il via. Attenzione, Partito, il primo a gareggiare è l'ingenuo toscano che come tutti noi sappiamo ha come caratteristica principale quella di essere un gran simpaticone. Ecco il primo approccio del mattacchione, I sentiamo. sardi ignari di tutto sono naturalmente delle persone ospitali e fanno accomodare il concorrente. Sentiamo. Ecco qua, eccoli. No, mi dispiace, il concorrente toscano non ha superato la prova. Ora toccherà allo svizzero, chissà come andrà a finire. Io direi di dare la linea alla regia, diventa un po' troppo violento. Tore Lobina e Daniele De Muro? Due portoghesi esclusi. E anche oggi volgiamo al termine. Questa terza puntata di Feste Portoghesi a Villanova Tulo, Tore, termina. Si così. conclude anche questa terza puntata qui in riva al lago. Che bello. C'è un po' di freschetto oggi, una Sì, brezza sta molto piacevole, piacevolissima. Ti dirò, Tore, questo è il mio momento preferito di tutte queste puntate. Molti lo hanno definito il Jim Morrison del 2008, Sì. molti invece non lo conoscono, molti lo ascolteranno. Molti tra l'altro non sanno chi è e vorrebbero saperlo, noi vi diamo modo di conoscerlo. Lui è Ettore Spina, un poeta, un uomo. Originario di Villanova Tulo, e il grande attore Alessandro Valentini, come ha già fatto nelle scorse 2 puntate, darà vita a queste poesie del poeta Ettore Spina. Siamo tutti pronti e È un'emozione. calano le luci. Sì. La gente seduta guarda, Valentini si avvicina all'Egio. Che atmosfera. Voce Valentini. Alla prossima settimana, cari amici. Ciao. Alla prossima. Ettore Spina, brodo primordiale. Maledetti fagioli, ingannevole verza, tu patata, tu carota, puoi turbare i miei sogni più quieti, ma non ti seguirò nella valle degli orti. Feste portoghesi a Villanova Tulo. È un programma di quei mattacchioni dei portoghesi esclusi. Va in onda da Villanova Tulo il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Sito internet www.portoghesiesclusi.net. Indirizzo email topping@portoghesiesclusi.net. SMS al numero 329 9421 652. Si ringraziano per la collaborazione l'assessorato alla radioattività del comune di Villanova Tulo, regione autoctona della Sardegna, provincia di Viterbo, tutti i pesci che venne la galla, associazione culturale La Mazza Caffè, ente di sostentamento personaggi Disney, Ministero delle politiche agricole, Ministero dei beni aerodinamici, Ministero di Enrico Ruggeri, associazione culturale La Fedina Penale, assessorato alla perplessità del comune di Villanova Tulo, ente Roger Mina, provincia di Belluno, sottosegretariato, il segretariato del sottosegretariato, la segreteria della Presidenza del Consiglio, organizzazione per la salvaguardia delle chiappe di Jennifer Lopez, Dipartimento Burla del Ministero della Cultura.